Ma abbiamo giocato tutti, credo, con i trucchi della mamma e ci siamo messi tutte le scarpe con il tacco quando eravamo bambine, scimmiottando ovviamente in qualche modo la moda e l'essere grandi. Io credo che questo rientri ovviamente nel DNA dell'essere donna, per carità, ma che poi questo possa in un qualche modo diventare invece uno strumento commerciale per portare i bambini e le bambine, soprattutto le bambine, nella condizione di dover credere che prima di tutto esiste la bellezza come valore, esiste in un qualche modo la cura del proprio corpo come valore prima ancora di quello del giocare, dello studiare, dello stare con gli amici. Io credo che bene avrebbero fatto le ragazze, a cui auguro un buon lavoro ovviamente per la parte dedicata all'estetica degli adulti, sia uomo e donna. Già la discriminazione che questo sia solo per le bambine in qualche modo pone anche un'ulteriore lettura, ma il suggerimento che gli do per conciliare anche i tempi di lavoro delle mamme con il tempo libero, sappiamo è che questo spazio non sia dedicato all'estetica delle bambine, ma al gioco o magari alla cultura, magari con delle piccole rappresentazioni teatrali. Ci sono straordinarie cose da poter fare per far crescere i bambini non in una cultura di esteriorità, ma in una cultura dell'essere e del poter crescere con valori che sono ben diversi dalla sola cura del proprio corpo.